Mi chiedono spesso la ragione per la quale io giri sempre con un quaderno d'appunti, tipo questo. Io giro sempre con un quaderno d'appunti perché scrivo tutto. Scrivo quello che devo fare, quello che devo ricordare, scrivo quello che penso, scrivo risposte a domande che leggo, contenuti di cose che penso. In questi quaderni c'è praticamente tutto il mio lavoro. E siccome io non ho alcun problema a condividere quel lavoro e le scelte che faccio con le persone che rappresento, ho deciso di aprire il mio quaderno di appunti in una rubrica che vorrei fosse settimanale, anche se magari non sempre riuscirò, per raccontare il lavoro che ho fatto, che abbiamo fatto durante la settimana e magari anche per dare qualche risposta sui temi che sono più caldi, che sono più interessanti o sui quali magari ci sono più domande, perché non c'è problema a rispondere su nulla. È stato un lungo lavoro quello che abbiamo fatto finora, chiaramente nella prima, diciamo, puntata di questa rubrica sarà difficile riassumere tutto perché non voglio che sia una cosa lunga, però è stato anche un lavoro che ci ha dato molta soddisfazione. Abbiamo ovviamente formato il governo, abbiamo lavorato sugli staff, un lavoro molto importante che però non ci ha impedito di occuparci anche delle materie che erano più importanti, delle scadenze che avevamo di fronte. Sono tanti anche i provvedimenti che abbiamo portato avanti, ci siamo occupati di mafia, per esempio, garantendo che uno degli strumenti considerati più efficaci nella lotta alla mafia, che è il carcere ostativo, non venisse praticamente espunto, non scomparisse dal nostro ordinamento. È uno strumento che nasce all'indomani delle stragi di mafia, che era stato voluto da Falcone e Borsellino, e io sono stata fiera del fatto che il primo provvedimento di questo governo fosse un provvedimento contro la mafia. Ci siamo occupati anche della vicenda, ad esempio, dei rave illegali, perché comunico che in Italia non è impossibile affatto organizzare un rave, come pure ho letto, è difficile con il governo attuale organizzarlo illegalmente, perché le regole si rispettano. E quell'Italia, diciamo, nella quale lo Stato vessa le persone per bene e fa finta di non vedere chi agisce nell'illegalità, è finita e noi lavoreremo perché finisca. Ci siamo occupati di energia, ovviamente, un impegno che ci eravamo presi, il primo grande tema al quale ci siamo dedicati. Abbiamo liberato 30 miliardi di euro, l'abbiamo messi interamente per difendere le imprese e le famiglie di questa nazione dal caro energia, ma abbiamo fatto anche altre cose sull'energia, perché c'è il grande tema dell'indipendenza energetica dell'Italia, produrre energia e non soltanto importarla, anche per quello che riguarda il gas. E allora abbiamo ad esempio sbloccato alcune concessioni di estrazione di gas nel mare Adriatico e in cambio della concessione di quelle estrazioni abbiamo chiesto e preteso dalle aziende che estrarranno quel gas di dare quel gas a prezzi bassi alle aziende italiane energivore. E quindi con un solo provvedimento abbiamo fatto due cose: siamo tornati a produrre di più energia italiana e abbiamo contribuito a mettere in sicurezza il sistema produttivo. Abbiamo lavorato molto, io ho lavorato moltissimo a livello internazionale, il COP27, il G20, ma al netto di questo credo che siano almeno 30 i capi di Stato e di governo con i quali mi sono confrontata o con incontri bilaterali o telefonicamente in appena un mese, particolarmente del campo mediterraneo. Io credo che l'Italia nel Mediterraneo possa tornare ad avere un ruolo più forte e credo in un'Italia che deve essere rispettata a livello internazionale e che deve essere capace di stringere relazioni importanti per difendere quell'interesse nazionale, per essere credibile a livello internazionale. Abbiamo ovviamente affrontato la tragica emergenza di Ischia della scorsa settimana. Ovviamente approfitto per rinnovare anche la mia solidarietà alle famiglie, alle popolazioni colpite, alle ovviamente famiglie delle vittime. Abbiamo dichiarato immediatamente lo stato d'emergenza domenica scorsa in Consiglio dei Ministri, abbiamo anche fatto un altro provvedimento che consente alle persone che vivono nell'area ovviamente coinvolta dalla tragedia che c'è stata di non dover pagare le tasse, di non dover pagare i contributi, abbiamo sospeso i processi, abbiamo mantenuto il Tribunale di Ischia, insomma abbiamo fatto quello che potevamo fare per dare un po' di sollievo a popolazioni che erano state colpite. Abbiamo messo in sicurezza
con un provvedimento che difende le aziende strategiche italiane, perché un'altra cosa che torneremo a fare è difendere le aziende strategiche italiane. Abbiamo fatto un provvedimento che nello specifico ci ha consentito di garantire la sopravvivenza, la continuità produttiva della raffineria di Priolo, diciamo un'azienda che con l'indotto coinvolge circa 10.000 lavoratori in una terra come la Sicilia. L'abbiamo messa in sicurezza, la Lukoil continuerà a produrre grazie ai provvedimenti del governo, queste 10.000 persone continueranno a lavorare e ovviamente anche qui una materia strategica come quella che riguarda il petrolio, che in questo caso rischiava di finire nel calderone delle sanzioni contro la Russia. Noi abbiamo, come sapete, difeso e continueremo a difendere l'Ucraina, ma non scaricheremo sui cittadini italiani i costi delle nostre scelte a livello internazionale per difendere l'interesse nazionale italiano e per difendere la legalità internazionale. Quindi credevamo a maggior ragione che fosse necessario mettere in sicurezza questa azienda. E poi la manovra finanziaria fatta in tempi impossibili, perché diciamo che gli altri governi ci lavorano molto più tempo di quanto non potessimo lavorarci noi, ma anche sulla manovra sono molto contenta del lavoro che abbiamo fatto. Chiaramente la gran parte delle risorse, come dicevamo, è andata sull'energia, non c'erano moltissime risorse da spendere per tante altre materie che per noi sono importanti, però credo che con questa manovra abbiamo dato un segnale chiaro su molte questioni. Punto primo, crediamo nella crescita, crediamo nelle aziende, vogliamo costruire quel principio che abbiamo rivendicato, non disturbare chi vuole fare. E quindi tante cose sono state fatte, non solo per mettere in sicurezza le aziende, ma anche per aiutarle ad assumere con la decontribuzione, per aiutare i lavoratori con una serie di iniziative che abbiamo fatto, per esempio dimezzare la tassazione che riguarda i premi di produzione, abbiamo aiutato le fasce deboli, ci siamo concentrati sulle fasce debole, su chi ha maggiori difficoltà, un aumento ulteriore del taglio del cuneo fiscale arriva al 3%, ma l'1% rispetto ai 2 che già c'erano di taglio va su chi ha stipendi fino a 20.000 euro. Le pensioni, abbiamo aiutato le pensioni minime con una rivalutazione che è del 120%, perché obiettivamente è molto difficile vivere con una pensione da 524 euro al mese, e quello che potremo continuare a fare per aiutare queste persone lo faremo. Abbiamo fatto tantissimi provvedimenti, ovviamente tutto viene discusso, tutto è oggetto di polemica e tante polemiche sono comprensibili, voglio dire, noi siamo un governo di centrodestra, la sinistra non è d'accordo con la nostra impostazione economica, meno male, diciamo, se fossero d'accordo ci sarebbe qualcosa che non va, per cui sui grandi temi, per carità, ci sono cose sulle quali ci sono visioni diverse ed è legittimo che si critichi, che si offra la propria visione alternativa, però ci sono alcune cose sulle quali voglio rispondere, perché una cosa è la critica e una cosa è, diciamo, raccontare un tema in modo, come posso dire, insomma, in modo diverso da quello che realmente è. Ci sono delle domande che ho visto fare su alcuni temi, sulle quali, partendo sempre dal mio taccuino, perché vedete scrivo tutte le risposte, per cui io, non so, apro a caso, e me l'ero scritto. Tetto al contante. Allora, con la manovra finanziaria il governo aumenta la possibilità di utilizzare il denaro contante da 1.000 a 5.000 euro. Fino a ieri tu potevi pagare in contanti massimo 1.000 euro, oggi puoi pagare in contanti massimo 5.000 euro. Su questo moltissime domande ho letto, il concetto più o meno è sempre lo stesso: perché avete aumentato il tetto al contante e soprattutto se una scelta del genere non rischi di aumentare l'evasione fiscale. Allora, abbiamo aumentato il tetto al contante banalmente perché il tetto al contante sfavorisce la nostra economia e crea problemi alla nostra economia, perché noi siamo in un mercato europeo e in un mercato europeo un tetto al contante ha un senso solamente se ce lo hanno tutti. Mentre in Europa esistono diversi tetti al contante e molte nazioni che non hanno un tetto al contante. Guardate un po', la Germania, nazione non famosa nel mondo per i suoi tassi sull'evasione fiscale, non ha un tetto al contante. L'Austria, che confina con l'Italia, non ha un tetto al contante.
Questo significa che ovviamente chi ha contanti da spendere, magari stranieri, preferisce andarlo a fare in altre nazioni perché in Italia non si può fare. Dopodiché sul tema dell'evasione fiscale, anche questo purtroppo è tragicamente smentito dai numeri. Un'impresa, sul tema dell'evasione fiscale voglio anche dire una cosa, perché ho sentito molte cose sul fatto che questa manovra favorisce gli evasori, però nessuno dice che per esempio in questa manovra finanziaria per la prima volta c'è una bella misura contro le aziende apri e chiudi, cioè contro quella piaga che in Italia vale miliardi di euro di evasione l'anno, di aziende che aprono e chiudono prima che lo Stato cominci a fare i controlli, cioè mediamente dopo 2 anni, non versano un euro allo Stato italiano, spariscono e ricominciano. Di solito è più facile farlo per gli extracomunitari, ma accade ovviamente a 360 gradi. Noi abbiamo inserito una norma che consente, con un procedimento che non sto a spiegare per ragioni di tempo, diciamo così, che a un certo punto, se lo Stato vede, se l'Agenzia delle Entrate vede che diciamo, c'è qualcosa che non funziona in come ti stai muovendo, ti può chiudere la partita IVA e per riaprirla devi dare una fideiussione, cioè devi garantire in anticipo il pagamento delle tasse, perché è anche finita la stagione nella quale, diciamo, alcuni si fa finta di non vedere che evadono completamente e poi magari ci sono le persone che onestamente cercano di fare il loro lavoro che vengono vessate dallo Stato. Un po' di sana concorrenza leale. La concorrenza sleale la abbattiamo. Questa proposta che noi abbiamo fatto per tanti anni e nessuno ha mai voluto trasformare in una legge, oggi è nella manovra di bilancio, per cui comunico che chi vuole aprire un'impresa in Italia dovrà farlo seguendo le regole e non ci saranno più figli di serie A e figli di serie B. Obbligo di POS. In pratica ci si dice: ci volete impedire di pagare con il POS, cioè con le carte di credito, col bancomat, con la moneta elettronica, e perché anche qui volete favorire l'evasione. Ora, intanto, esattamente che cosa sta facendo il governo? Il governo sta valutando la possibilità di non obbligare i commercianti ad accettare pagamenti elettronici per piccoli importi. Il piccolo importo attualmente individuato da noi è quello della sanzione. Oggi se un esercente rifiuta il pagamento elettronico può avere una multa, quindi fino a 60 euro noi non vorremmo obbligare il commerciante a dover accettare il pagamento elettronico, ma diciamo che la soglia dei 60 euro è indicativa, nel senso per me può essere anche più bassa, tra l'altro c'è ovviamente su questo una interlocuzione con la Commissione europea perché il tema del pagamento elettronico è uno degli obiettivi del PNRR, quindi bisogna vedere e vedremo come andrà a finire l'interlocuzione. Ora però perché noi facciamo una misura di questo genere? Intanto cerchiamo di fare un po' di chiarezza. In Italia l'unica moneta a corso legale è il denaro contante stampato dalla Banca Centrale Europea. Significa l'unica moneta con la quale tu non puoi rifiutare di farti pagare è l'euro stampato dalla Banca Centrale Europea. La moneta elettronica è una moneta privata. È una moneta legale chiaramente, ma privata gestita dalle banche e dalle realtà, diciamo così, autorizzate a fare questo. È un servizio. Come tale, quel servizio ha un costo. Oggi, quando noi usiamo il bancomat, la carta di credito, quel costo è a carico dell'esercente. E questo che cosa significa? Quando io pago il gelato, 3-4 euro, quando pago il quotidiano, 1 euro e qualcosa di più, con la moneta elettronica, quel gelataio, quel edicolante, per darmi la possibilità di pagare con la carta o con il bancomat, pagano una commissione. Ma io non lo pago di più, è lui che guadagna di meno. Il che significa che ovviamente questo obbligo di accettare il pagamento elettronico per importi così bassi incide tantissimo sull'esercizio di questi commercianti. Cioè, provo a fare una domanda. Se il costo del mio pagare col bancomat il giornale ricadesse su di me e io pagassi la commissione, cioè pagassi quel giornale di più per pagare con il bancomat, lo pagherei col bancomat? Probabilmente molti no. Molti sceglierebbero di pagare il caffè in contante. E io penso che questa libertà debba valere anche per l'esercente.
Anche qui si dice, ah, ma questa cosa favorisce l'evasione fiscale. Signori, da qualche anno in Italia abbiamo gli scontrini. Tu compri una cosa, ti viene dato uno scontrino e tu sai che quell'esercente non sta evadendo. E se non te lo dovesse dare, lo puoi pretendere. Ma questo non vuol dire che persone che già sono in grande difficoltà, per obblighi che obiettivamente impattano su di loro in maniera molto importante, debbano guadagnare sempre di meno. Per cui se posso dar loro una mano, lo farò. Reddito di cittadinanza. Qui ho sentito dire ovviamente un po' di tutto. Intanto, che cosa ha fatto il governo? Il governo ha mantenuto fede agli impegni presi. Noi abbiamo sempre sostenuto che uno Stato giusto non dovesse mettere sullo stesso piano dell'assistenza chi può lavorare e chi non può farlo, che le due cose siano molto diverse e che uno Stato giusto dovrebbe mettere in sicurezza sul piano dell'assistenza chi non è in condizione di lavorare, disabili, anziani, famiglie senza reddito, con minori a carico, ma che per tutti gli altri, per coloro che possono lavorare, uno Stato giusto dovesse creare le condizioni per avere lavoro. È quello che intendiamo fare e che in parte cominciamo a fare, perché nella manovra finanziaria c'è ad esempio una decontribuzione totale per chi assume alcune categorie di persone, tra cui i percettori di reddito di cittadinanza. Dopodiché abbiamo stabilito che alla fine del prossimo anno 2024 chi può lavorare non avrà più il reddito di cittadinanza, che nel 2023 il reddito di cittadinanza si potrà percepire per massimo 8 mesi e che in ogni caso la prima volta in cui viene rifiutata una proposta di lavoro il reddito di cittadinanza decadrà. E qui ho sentito dire un po' di tutto. In primis ho sentito dire che noi facciamo cassa sui poveri. Falso. Atteso che tutti i soldi che possiamo recuperare da queste nostre scelte sul reddito di cittadinanza vengono tutte reinvestite sulla possibilità, su chi è più in difficoltà e sulle possibilità, come ho detto prima, di creare nuovo lavoro. Dopodiché abbiamo scelto questo periodo temporaneo di 8 mesi perché noi vogliamo mettere in campo un progetto molto serio utilizzando il Fondo Sociale Europeo per dare lavoro a queste persone, per formarle e per reinserirle nel mercato del lavoro. E allora abbiamo creato un periodo ponte perché vogliamo mettere in sicurezza queste persone, ma non le vogliamo mantenere nella loro condizione di povertà con il reddito di cittadinanza. C'è gente che ha preso il reddito di cittadinanza per 2, 3, 4 anni. Non capisco se chi ha inventato il reddito di cittadinanza pensasse al tempo che il reddito di cittadinanza andava erogato dai 18 anni fino alla pensione di cittadinanza, perché non credo che possa funzionare un sistema del genere. Ma se non era questo l'obiettivo, dopo 3-4 anni che prendi il reddito di cittadinanza chiamandolo uno strumento di reinserimento nel mercato del lavoro, forse devi fare i conti con il fatto che questa misura così non ha funzionato. Quindi noi vogliamo aiutare e favorire queste persone in tutti i modi per consentire loro di trovare lavoro, sempre che ovviamente siano disponibili a lavorare, perché tra le cose che ho sentito dire anche qualcuno che diceva la Meloni ci toglie il reddito e ci costringe ad andare a rubare. Ma la rivolta, tutti a Roma, già stiamo organizzando. Da me a da Melloni. Noi non abbiamo niente, dobbiamo solo fare i furti, dobbiamo rubare per mangiare. Tra il reddito e rubare, l'opzione di andare a lavorare forse la dovresti anche prendere in considerazione. E anche qui è vero che il lavoro è difficile in Italia, però forse non è neanche così difficile come alcuni pensano. Voglio dire, ci sono diverse aziende che chiedono al governo, nell'ambito del decreto flussi sull'immigrazione, di far entrare alcuni immigrati che servono loro per fare dei lavori. E io ho chiesto quali fossero i contratti con i quali questi immigrati irregolari che noi vogliamo fare entrare in Italia avrebbero lavorato, e mi è stato risposto contratto collettivo nazionale. Ora, il contratto collettivo nazionale è un contratto che ha, diciamo, tutte le garanzie. È un contratto che ha normalmente una retribuzione dignitosa perché ci sono dei minimi, malattia, ferie, tredicesima, TFR. Io penso che tra reddito di cittadinanza e andare a rubare, scegliere di fare un lavoro dignitosissimo, di qualsiasi genere, per il quale pare che noi chiediamo immigrati da fare entrare in Italia perché non si trovano italiani che li vogliano fare, sia decisamente meglio. Quindi quello che io voglio fare è aiutare le persone a uscire dalla loro condizione di povertà con il lavoro, perché il lavoro ti può portare ovunque, mentre il reddito di cittadinanza ti mantiene dove sei. Non c'è scampo. In quella condizione ti trovavi, in quella condizione ti troverai. E più andrà avanti e più percepirai il reddito di cittadinanza, per più anni lo percepirai,
e più sarai povero, perché sarai più difficile da reinserire nel mercato del lavoro. Mentre quando tu cominci a lavorare puoi crescere e non sai dove questo possa portarti. Questo voglio fare io, regalare la dignità del lavoro a tante persone che non meritano di essere mantenute da certi politici che poi vanno magari in campagna elettorale a cercare di diciamo riprendere indietro quello che sono convinti di aver dato. Io non voglio che la gente sia costretta a votarmi, io voglio che la gente mi voti per scelta, non perché pensa di non avere scelta, e voglio costruire quella scelta e quella libertà, e lo faremo, continuando a mettere in sicurezza chi è davvero in difficoltà e chi non può lavorare, ma chiedendo a chi può lavorare e costruendo le condizioni per cui possa farlo, di lavorare e di crescere. Spero di aver contribuito a raccontare meglio il mio punto di vista e il punto di vista del governo, le ragioni per le quali facciamo alcune scelte, perché c'è sempre una ragione per la quale si fanno le scelte, e utilizzerò le prossime diciamo così puntate di questo appuntamento per cercare man mano di rispondere a tante altre domande che sono sicura arriveranno.